casa. Ecco, siamo felici di iniziare questo secondo ciclo di incontri qui alla Casa del Popolo e ringrazio quindi il gruppo degli storici del blog Storia DN e come potete vedere nei foglietti che sono stati lasciati nelle serie, questo è il primo appunto di una serie di incontri pensati e organizzati da questo gruppo dalla redazione appunto del blog Storia DN. Questo ciclo di incontri ha all'appoggio anche di alcuni partner che voglio citare subito e ringraziare, che sono l'Ampio Provinciale di Pordenone, il Circolo Arcipelago di Pordenone, l'associazione proprio Friuli Venezia Giulia e lo SPCGL. Ecco, inoltre ogni incontro si avvale anche della collaborazione e del sostegno di altre organizzazioni come l'incontro che abbiamo il piacere di ospitare questa sera. Ecco, parto subito quindi per ringraziare l'ASPO, quindi qui rappresentata da uno dei due coordinatori moderatori del direttore del Dipartimento Dipendenza e Salute Mentale Fulvio Tesolin. E ringrazio inoltre la Lega delle Cooperative Friuli Venezia Giulia. Purtroppo la Presidente Michela Voris è impegnata in un altro impegno, quindi non ce l'ha fatta ad esserci, però diciamo che in qualche modo Gianluigi Bettoli, che è l'altro coordinatore, moderatore, oltre a essere la redazione di Storie, smetterà di fare il pensionato e tornerà un attimo a far parte di Lega Coop, per cui farà parte di Michela. Ecco, ringrazio inoltre per aver favorito la diffusione, la partecipazione anche alle cooperative sociali Itaca, FAI, Luncello e ACLI. E Futura. E Futura. E arriviamo a quello che è l'argomento di questa serata. E quindi il ringraziamento, ovviamente, un grande ringraziamento va all'autore di questo studio, quindi a Mario Novello, che quindi ci presenterà la sua ricerca pubblicata, e qui ringraziamo anche il direttore quindi degli atti dell'Accademia San Marco Paolo Goi, che appunto ha pubblicato questa ricerca e questo studio. Io quindi passerei adesso la parola a Gianluigi Bettoli. Ci diamo il cambio così introdurrà l'argomento. Grazie e buona serata. Bene. Va bene, speriamo di non ingaggiarci. Buonasera. Allora, senza ripeterci, questo è il secondo ciclo organizzato di conferenze storiche organizzate dal collettivo redazionale del sito Storia. Quindi ci dedichiamo alla storia contemporanea soprattutto, spaziando i vari temi di una storia che può essere attenta agli aspetti del sociale e alle vicende delle classi sociali. Questa sera appunto trattiamo di quella che lo dice Mario Novello nel suo saggio, quella che l'indipendentemente Roberto Bobbio ha dichiarato l'unica istituzione riuscita
è tutto sommato ancora vittoriosa del XX secolo, cioè lo smantellamiento dei manicomi nato dall'esperienza di Franco Basaglia e delle sue equip. Mi scuso che mi sono dimenticato l'altro ospite, Tommaso Novello, direttore del Passeggio, Marco Novello, direttore della Università. Lui non era nella prima edizione, abbiamo fatto molte edizioni dei nostri clienti. Allora, questo tipo di esperienza che ha toccato moltissimo la nostra provincia e la nostra regione, non solo, tra i presenti nella sala virtuale, per esempio c'è la professoressa Ilaria Rapata, che è una delle due storiche principali dell'esperienza in Colonia, l'esperienza intermedia tra Gorizia e Trieste dell'equipe vasagliana. Quella Colonia, per cui a Trieste e anche poi a Pordenone sono andati una serie di collaboratori di Basaglia con la loro attività. Ora, per farla breve, perché siamo in vari, ma siamo in molti di noi, ma il relatore è soprattutto uno. Di cosa discutiamo questa sera? Allora, discutiamo del lavoro che ha fatto Mario Novello, che non è uno storico, ma è un operatore, che è uno psichiatra che è stato collaboratore di Franco Basaglia e che poi ha avuto l'avventura a un certo punto di accettare un compito di quelli da parte male e imposti, ovvero sia alla fine del secolo lui ha accettato da una realtà significativa, ma tutto sommato consolidata come Trieste, ordine, per smantellare non solo una contraddizione che stava nella nostra regione, cioè la riforma vasagliana è stata sperimentata a Gorizia, poi a Colonia, poi a Trieste e Pordenone per storia diventare provincia autonoma nel 68 è partita con un territorio tra molti aspetti diversi, avendo solo una succursale nel ricordo di Udine e Sacile, in mezzo metà regione costituita da Udine, dove rimaneva nell'ultimo decennio del Novecento il più grande manicomio pubblico ancora attivo in Italia, così attivo da continuare a ricoverare persone in spregio alla stessa legge 180 del 1978, che è stabilito nel blocco dei nuovi ingressi, che invece lì continuavano ad avvenire in condizioni. E quindi Mario è stato soprattutto il realizzatore di quella in variate occasioni in giro per l'Italia. Nella mia precedente ultima attività responsabile per le Gatop Sociali Nazionali dell'area supplementare, tutti quando mi dicevano dobbiamo venire in visita a vedere Trieste, mi dicevo sì, ovviamente, però la visita viene programmata in 2 giorni, perché un giorno vedete Trieste, che è l'esperienza pianieristica. Un giorno dovete vedere Udine, perché Udine è la versione esportazione, ovvero sia la dimostrazione che a differenza di quello che è concluso una volta la commissione di indagine del Senato, ovvero sia a Trieste si è fatta una cosa meravigliosa, talmente straordinaria che non si può ripetere. A Udine il grande collettivo degli operatori guidati da Mario Novello ha dimostrato invece che quel tipo di operazione si può replicare, si può ripresentare in maniera standard, applicando in buona sostanza in tutto come prendere in tutto il globo terracqueo, ovviamente con questi elementi necessari. Bene, allora devo dire che è assolutamente interessante anche questo tavolo, perché oltre ovviamente doverosamente all'editore, gli atti dell'Accademia di San Marco, che sono un pesante annuario di San Marco a Pordenone, con interessi vasti in vari campi delle scienze umane, comprese quelle storiche, comprese quelle pubbliche. Innanzitutto l'editore, il professor Goi, ma poi c'è una importante presenza non solo degli operatori che sono stati invitati per una assemblea, detto cose fatte in collaborazione con il Dipartimento di Dipendenza e Salute Mentale
dell'ASCO con le 5 cooperative che hanno un particolare nome, perché quelle 5 cooperative non altre, comunque sono rappresentate dall'associazione di Greco, perché quelle 5 sono quelle che lavorano insieme con il DDSM di Pordenone nei vari progetti e per cui questa sarà è concepita con delle varie cooperative proprio anche come momento formativo, di aggiornamento, di recupero della memoria storica che troppo spesso si dà per scontata, invece non lo è. Però devo anche dire, è la prima volta che non solo non è la prima volta che abbiamo un direttore del Dipartimento di Salute Mentale in Pordenone in questa sala, direi che abbiamo avuti praticamente tutti in varie occasioni. Questa casa del popolo è stata anche presieduta da Beltrame, purtroppo prematuramente scomparsa, e se non ha lavorato a psichiatria, se non è stata la protagonista dello smantellamento dell'unicomio del non mancone pordenonese, lo è stata come responsabile dei servizi sociali della provincia nello smantellamento dei servizi istituzionali per i minori, cominciare a famigerato precotrofico. Però questa sera abbiamo anche l'onore di vedere il collega di Fulvio e di Mario, cioè l'attuale direttore dei servizi di salute mentale di UNE, che è appunto il dottor Marco Fettoli. Tutti loro interverranno prima o dopo la relazione di Mario per portare i loro saluti, i loro contributi. Bene, basta. Direi una comunicazione tecnica. Un po' tardi per poterlo riprodurre, eccetera. Però abbiamo avuto il PDF dell'articolo, dello studio di Marco Mezzo. Ovviamente questo non esime chi vuole di andare a procurarsi di vedere tipo il segno, il manuale, il volume che contiene un sacco di altre cose, ma chi fosse specificamente interessato a questa tematica e a leggere questo saggio, può farlo in PDF registrandosi all'ingresso, mettendosi il suo indirizzo di posta elettronica, a cui poi noi spediamo il PDF con un vincolo che è un regalo che ci fa dal Ministero di Salute, quindi uno se lo stampa lo distribuisce a tutti i topi, ovviamente. È per una diffusa distribuzione ma riservata. Io adesso passerei la parola all'ordine al professor Bollman, che è l'unico che non lavora nel sociale e quindi anche, posso dire, il più oggettivo osservatore di questo tipo di esperienza che ha deciso di pubblicare, che è stata una gran bella iniziativa. Grazie, non è la prima volta che anche a questi aspetti noi prestiamo attenzione per fare delle conferenze, le società che già hanno un background alle spalle, operano nelle varie sedi, quindi hanno quest'altra, disabili, volontariato e così via. Quindi non siamo fissati soltanto, guardando soltanto in un'ottica specifica, se viene quella culturale, detta soltanto cose vecchie del passato, bravissimamente il statuto ricordata del 1987 sulle orme delle antichi circoli letterari a Monza e Pordenone tra XVI e XVIII secolo, l'Accademia di San Marco di Pordenone si propone di illustrare e approfondire il patrimonio di cultura sotto ogni profilo, avevo appena accennato anche quello sociale, di quello numerico, ovviamente. Ogni profilo di lavoro, in altro senso, deve tenere frastagliamento e evidenza. Un patrimonio che non è certo paragonabile a quello di maggiori centri italiani, ma anche locali, con i quali ebbe costanti scambi e contatti. Succede sempre di più che andiamo contro a situazioni imprevedibili, alcune possono essere note, come per esempio che la prima grammatica della lingua italiana è stata fatta
da un po' di ore, partecipi di un'accademia e così via dicendo. Uno, visto che mi viene in mente, ho una cronaca che abbiamo potuto reperire inedita di un viaggio del 1300 in Terra Santa di un conte di Gorizia e un conte di Porcia, per dire cose immediate che ci succedono di pubblicare in qualche parte da poco. Una situazione che si scambia, che si contatti, di per sé ovvia, tanto più negli ultimi secoli, che vede superati i confini del sapere e dell'agire, anche se intorno a questi sussistono in mentalità e società retribili. Ne sono dimostrazione di questa apertura internazionale, vuol dire, i soldi che l'Accademia San Marco hanno tentato a scrivere, il cui numero ascende a 111 personalità di alto prestigio, personalità dunque prestigiose, 111. Personalità, ho dicendo, di alto prestigio che sono sparse in varie parti del mondo, ma che mantengono un certo contatto più o meno frequente con l'associazione. L'attività nostra è rappresentata da una serie di conferenze, in passato online e ora online, per ovvi motivi. E già le pubblicazioni distribuite in 3 serie, atti, volume annuale, che ho fatto vedere, ma quello è solo uno della serie. La sezione letteratura dal 300 al 700 e della storia per ben 45 volumi di questa stazza. Si tratta di edizioni numerose, come vedete, dei veri mattoni, anche pericolosi, e frutto di mezzi, quindi per non addormentarsi sopra, sono libri che servono per dormire. Frutto di mezzi di peso anche di lavoro. Testi non semplici, nella sostanza non divulgativi, volutamente distanti dal tipo cosa ha detto veramente Socrate, cosa ha detto veramente Cristo, Marx, Einstein e così via. Tutto in 50 pagine, copertina e prefazione comprese. Noi ci vogliamo distanziarsi. Dal nome che nel 2022 è stata la comunicazione, come è stato fatto del nostro socio, il dottor Mario Novella, collaboratore di Franco Basaglia, ed è un aspetto di carattere veramente internazionale. Mi sono grato dunque dell'invito al direttore di storia di Foglie e ai suoi collaboratori per una collaborazione sugli indirizzi che orientano i reciproci campi di lavoro. Analisi delle situazioni in atto e dei suoi immediati precedenti, storia. Studi di realtà consolidate, storicizzate, ma tuttora vive, operanti e stimolanti, l'Accademia San Marco, all'insegna di una tradizione che, come ricorda Gustav Mahler, non è il culto delle ceneri, ma custodia del fuoco. Vabbè. Buonasera a tutti, intanto. Grazie ovviamente per chi mi ha invitato, perché credo che sia un'occasione importante. Gigi in particolare, alcuni mesi fa, adesso non so notare che però forse giugno, forse anche prima, mi ha coinvolto in questa serata spiegandomi di essersi battuto, posso così dire, in questo scritto, in questo saggio di Mario Novello che ho avuto modo di leggere, che considero estremamente interessante, dico, perché come lui peraltro nei suoi commenti fa intendere, dico, a dei risvolti di grande attualità che ci devono far pensare. Dunque, credo che essere qui anche con altri colleghi che hanno fatto poi la salute mentale qui nella nostra provincia, no?
vecchi un po' più, diciamo così, diversamente giovani e alcuni molto giovani, no? Alcuni appartenenti alla salute mentale, alcuni appartenenti a un lato sociale, al nostro partenariato, che ovviamente è una risorsa sostanziale, dico, per ciò che siamo riusciti a fare. Qui piuttosto che altrove, a Udine, visto che abbiamo aperto io, o anche a Trieste. Quindi il mio ringraziamento, dico, perché poi le cose quelle importanti che ci permetteranno poi eventualmente di discutere, di approfondire, credo se le debba raccontare Mario con il suo lavoro, di cui ringrazio, dico, perché veramente sa che io ho un po' una passione per la storia della psichiatria, dico, ma ho trovato veramente molto, molto ben fatto e stimolante per riflessioni, non sono solo di un altro tempo, ma sono purtroppo dico anche di oggi. Passo la parola a Jessica, no. Bene, grazie per l'invito e anche per la caratterizzazione, no, dell'incontro di questa sera. Io sono ancora sorpreso, vedete questa immagine, il mio lavoro di scrivere sotto questa immagine a Sant'Orlando, Udine, e quindi è proprio il titolo che è interessante, no? L'attualità della storia, una storia che continua ad accogliere persone, perché noi ci lavoriamo ancora in maniera diversa da quello che sentirete questa sera, in maniera diversa, ma siamo ancora presenti, no? In questo luogo che naturalmente presenta questioni nuove e presenta anche un ricordo di un passato doloroso che è ancora lì, no? Che serve per ricordare ciò che nel passato magari la psichiatria ha fatto e che adesso tenta, no? Adesso anche dei nomi diversi, no? Noi cerchiamo di chiamarci salute mentale rispetto a modalità psichiatriche che hanno coinvolto malamente tante persone, tante persone che venivano ricoverate poi in ospedale psichiatrico e sostanzialmente abbandonate. Allora, l'attualità è questa. L'attualità è che stiamo ancora lavorando perché la salute mentale possa essere una dimensione di ogni cittadino, stare bene, benessere, e ci impegna tantissimo. No? I servizi di salute mentale sono molto impegnati in questo, nella promozione della salute mentale, ma mi verrebbe da dire della salute di ogni cittadino, partendo da un uomo che è stato questo che vedrete e che Mario poi racconterà, che è un uomo che ha tutta la sua storia, tutta la pesantezza della sua storia, in quanto storia di dolore, di deprivazione, di tante cose che poi Mario racconterà. Sono un pochino invidioso, nel senso che poi lo presenteremo anche a Udine. Quindi sono invidioso di presentazione che poi organizzeremo anche a Udine. Ma proprio perché, finito, proprio perché l'attualità della storia ci permette di guardare avanti attraverso tutte le difficoltà che ci sono, anche di servire, delle risorse, ma la storia che ci permette di guardare avanti per migliorare i servizi stessi, ma garantire la salute dei cittadini. È stato un percorso lungo, è un percorso lungo,
però abbiamo ancora il coraggio di intraprenderlo, quindi ciò che sentiremo ci serve proprio per quello che abbiamo davanti, partendo da quanto io non direttamente ho vissuto direttamente, anche se mi sono incrociato anche con varie della soluzione. C'erano ancora diverse persone ricoverate e siamo partiti da queste persone per aprire maggiormente i servizi della periferia e raccogliere di nuovo le persone da Sant'Osvaldo alle periferie dove abitavano. Io vi ringrazio e adesso passo la parola a Marco. Grazie. Tanto ringrazio voi che siete qui così numerosi e mi emoziona molto essere qui. E in parte anche amici, ci conosciamo, colleghi. Ma vorrei ringraziare intanto Gigi Ventoli per l'invito, poi vorrei ringraziare il professor Goi perché mi ha in qualche modo costretto a fare questo lavoro con grande delicatezza e pazienza, ma mi ha portato a fare questo lavoro che ha avuto una gestazione un po' difficile. E poi ringrazio ancora il professor Goi che stava dietro le quinte, la signora Anna Maria Domi, che è collaboratrice dell'Accademia San Marco, perché mi hanno accudito per la parte editoriale veramente come un bambino, come un cavernicolo uscito dalle caverne, di cui io proprio non so assolutamente niente. Io ho avuto una pazienza infinita, quindi se la versione finale, quella che potrete leggere, è anche, devo dire, molto elegante rispetto a uno scritto di psichiatria, considero molto loro. Che rispetto al caso di Udine e Pordenone, vorrei dire che sono nato a Pordenone, quindi forse anche bene che cominciamo da qui. Peraltro, quando sono nato, e entriamo un po' nel tema, Pordenone è ancora provincia di Udine, quindi io sono nato in provincia di Udine. Mio papà è nato a Trieste, quindi tutto sommato il mio percorso era in qualche modo segnato. E ti ringrazio tutti Ventoli anche perché tutto questo lavoro, se non mi ricordo male, nasce da lui probabilmente non si ricorda. Quando sono andato a Udine ho trovato una situazione difficilissima, proprio che non riesco nemmeno a raccontare. Però siccome lui andava a lavorare nel Dio della provincia, aveva trovato un articolo del professor Antonini, che era il fondatore del manicomio di Udine, quindi titolato Vita di manicomio moderno, attese e speranze. Quindi era del 1907, il manicomio di Udine era stato fondato nel 1904 e magnificava in termini che a me quella volta sembravano veramente folli, drammatici. Poi invece, recentemente, poi mi ero messo a ristudiare e l'ho trovato estremamente interessante. Quindi diciamo che questo lavoro parte da questo e poi le citazioni che si trovano in un libro che la provincia di Udine aveva fatto per i 50 anni del manicomio di Udine, quindi nel 54. Allora, siccome io mi sono trovato, io dico paracaritato, a Udine, poi sono successe delle cose per cui non ero più solo, ma all'inizio sono stato paracaritato. E allora a Udine mi dicevano che venivo da Trieste, che era difficile collaborare con me, gli dicevo no, guardate che sono nato a Torino, mentre a Trieste mi dicevano fulano che a finire fanno lavorare, ed il gioco era sempre così un po' difficile. Ma in ogni caso, venendo qui a un certo punto dovevo preparare un piccolo intervento in una mostra che aveva fatto curato il Kirsten Wilberg, Udine Ahmad, che dovevo parlare un po' della storia del manicomio di Udine. E quindi ho rimesso mano a questi documenti. E quindi ho riletto con estrema attenzione questo articolo Vita dei manicomi moderni. E poi mi sono messo a cercare in internet e ho trovato che presso a Milano, sì, presso l'Ancocca esiste un archivio storico degli storici che ha tantissima documentazione, c'è anche
una fondazione, un lascito con gli scritti di Giuseppe Antonini. E c'è di tutto, la maggior parte sono manoscritti quasi leggibili, altri invece sono a stampa. E ho trovato uno straordinario del 1911, quindi scritto nel 1910, pubblicato nel 1911, in cui che ho trovato straordinario perché, dopo spiegherò meglio, in qualche modo, siccome in 5 anni era raddoppiata la popolazione del planeta di Udica, che è un luogo leggero, si chiedeva perché, come mai fosse aumentata, raddoppiata in 5 anni la popolazione. E quindi è fatto tutta un'analisi socio-economica del Friuli che, devo dire, è estremamente interessante anche oggi. Io non credo che nelle cliniche psichiatriche nelle università italiane si insegnino per cui riguarda il psichiatra. Quindi per questo ho cominciato a lavorare e a mettermi insieme in mezzo. Quindi, avendo questi due punti fermi, no? Io ho trovato un altro lavoro che avevo già detto da tempo, ma che era rimasto poi così un po' non dimenticato, insomma non più attuale, no? E della professoressa Gloria Nemez, che è una storica, che alla fine degli anni 70-80 ha fatto uno studio, no? Sulla situazione del Friuli nella seconda metà dell'Ottocento, quindi prima della fondazione del manicomio. E qui entriamo nel merito di questo mio scritto. Come ha detto Sveto, io non sono uno storico, quindi io sono andato avanti così, secondo i miei pensieri, secondo quello che interessa a me per la storia di psichiatra che ho avuto e che ho ancora. Semplifica enormemente, no? Perché vi staremo troppo anche perché vi annoierei. In sostanza, Gloria Nemez che cosa ha rilevato studiando i documenti? Le province italiane nella seconda metà dell'Ottocento avevano il dovere di assistere i mentecatti poveri, no? Ma non avevano l'obbligo di costruire i manicomi. Allora, siccome la provincia di Udine era una provincia povera sostanzialmente, che aveva un problema di mortalità come più alte d'Europa, fondamentalmente era povera. E allora le giunte provinciali hanno deciso di non costruire un manicomio perché sarebbe stato troppo, ma di istituire, di utilizzare e in qualche modo di distribuire le persone malate in vari luoghi più piccoli all'interno della provincia di Udine. Questo processo è stato chiamato la colonizzazione degli alienati. Bisogna ricordare che storicamente le persone, le donne friulane venivano ricoverate negli ospedali di San Clemente e San Servolo a Venezia, perché Friuli, che era parte di Venezia, e storicamente le persone venivano mandate là. E a Udine, nel vecchio ospedale, c'era soltanto una specie di smistamento rispetto a chi poteva in qualche modo fare a meno di essere mandato là e chi no. Quello che Gloria Nemez comunque ha costruito è stato tutto questo passaggio in cui, ve lo dico personalmente, veniva chiesto ai piccoli ospedali di periferia di costruire o comunque di utilizzare lo spazio per tenere ospitati le persone che venivano in qualche modo più o meno originari di quell'area. Per cui c'è stata tutta una successione di attivazione di luoghi, no? E per cui prima l'Ovaria, no? Poi Palmanova, San Daniele, Sottosella, Sacinga, Gemona, Pordenone e Ridis. No? Quindi si è creata tutta una specie di costellazione di luoghi in cui venivano mandate le persone. Naturalmente gli ospedali dicevano bene, voi ci chiedete un servizio, ci pagate, però noi non ci assumiamo l'onere della cura. Se qualcuno disturba lo rimandiamo, dinamiche modernissime. Così. Beh, in ogni caso, quello che accadeva 150 anni fa ed è continuato ad accadere, che gli ospedali pubblici
e ricevevano queste persone, ricevevano anche i soldi, però spendevano assai poco per questo. Anzi, usavano i soldi per far funzionare l'ospedale. E quindi c'era una situazione di scandalo perché queste persone erano poverissime, non avevano neanche da mangiare, mangiavano molto poco, no? Però mangiavano, rimanevano in casa. Però non c'era assistenza e c'era questo dirottamento dei soldi. Per dirvi quanto poco antico fosse questo problema del prendere i soldi delle persone con disturbi mentali perché siano utilizzati invece per le persone normali, sia negli ospedali, è una cosa talmente storica che il professor Massimiliani, che era stato direttore a Udine dal 59 al 71, che poi probabilmente non era stato rinnovato, forse anche perché un gruppo di pazienti di Udine era entrato in contatto con la comunità terapeutica di Basaglia a Gorizia, c'erano stati degli scambi e a Gorizia era stato creato il giornalino Il Picchio, mentre a Udine era stato creato il giornalino Il Cian del Già. Quindi questa è una ricerca che sta facendo Christian Desberg, che è estremamente interessante. Ma in ogni caso, il professor Massimiliani, che è entrato prima a lavorare nel manicomio di Udine nel 1947 dopo la guerra ed è andato non per vocazione ma perché era già lavoro, dice il primo giorno che arriva nell'ospedale psichiatrico, c'è il primario che andava 2 volte l'anno a vedere come funzionava e dice: ah, guardi, benissimo, è arrivato, io qui vengo una volta ogni tanto, lei si consideri primario, a tutti gli effetti faccia quello che crede. Poi è andato dal direttore, che occasionalmente invece il direttore andava una volta l'anno scolpire cavalli, dice, ah, guardi, lei è arrivato, benissimo, lei si considera il direttore, per cui il professor Massimiliani ha detto che in un giorno sono diventato assistente primario direttore, questo che era il mio destino. In ogni caso, quando è andato a Udine, dice che nel 59 ha portato il bagaglio di esperienze di alcune cose che erano accadute e dice: ho trovato all'ospedale se erano 1904, perché i primari erano lì da 20 anni e continuavano a fare psichiatria come allora. Non avevano cambiato nulla, nelle cartelle c'era scritto 1923 invariato, 1924 invariato, 1925 invariato e così via. Gli unici esami di laboratorio che mi faceva la suora, che aveva fatto il corso di infermiera professionale. I giovani medici però erano aperti e volevano cambiare. Però a proposito del dirottamento dei soldi dalle persone con problemi psichiatrici all'ospedale generale, dice a Palmanova, la succursale del 1960, no? La succursale dell'ospedale psichiatrico era dentro le fortificazioni veneziane, con muri grossi, camerate lunghe 100 metri, dove una volta erano ospitati soldati e cavalli, con 30 o 40 letti in fila, coperte fatte di stoffe di vari colori, cucite insieme e senza gabinetto. Nel 1960, quando ho cominciato a girare le succursali, mi sono detto che vivevano quasi nelle stesse condizioni di campi di concentramento in cui lui era stato. Mangiavano sui tavoli senza niente, non avevano né tovaglioli né tovaglie, avevano un cucchiaio di legno, un piatto di zinco e quello era tutto il servizio. Non c'erano servizi igienici nelle camerate, ma solo una grande tinozza. Immaginarsi dove poteva succedere. No? Quindi questo per dire che il problema dei soldi, detto molto brutalmente, è sempre stato centrale, sembra che lo sia tuttora, no? Ovviamente. Quindi il sistema di colonizzazione in Friuli era partito con queste premesse, poi si era deteriorato perché da un lato c'era questo, diciamo, malfunzionamento, no? Per cui e poi perché c'era stato anche cominciato, diciamo, a emergere la psichiatria che voleva in qualche modo farsi riconoscere come una branca della medicina e aveva bisogno di poter studiare la propria materia, quindi aveva bisogno delle persone, quindi richiedeva che fosse costruito un ospedale. Quindi inizialmente
era stata fatta la scelta di non costruirlo, poi la situazione si era talmente deteriorata e le spinte erano tali, per cui alla fine la giunta provinciale ha deciso di costruirne uno. La spinta finale era venuta da un'inchiesta fatta, commissionata al un professore di Padova per fare una visita nei manicomi, e in quello di Venezia, a San Severo, aveva trovato una situazione in qualche modo scandalosa, che era diventato uno scandalo nazionale. Era gestito da un frate, il quale perseguitava quelli che erano stati garibaldini ed erano socialisti, quindi trattandoli ancora peggio, ma tutta la situazione era violentissima, le persone venivano incatenate per settimane per aver detto una bestemmia, le sporcizie, eccetera, era uno scandalo nazionale. Per cui la giunta provinciale di Udine ha detto, facciamo ammenda, abbiamo trascurando i friulani, costruiamo il porto più moderno, più avanzato e più libero che ci possa essere in Italia. Hanno trovato il professor Antonini, che era un allievo di Lombroso, socialista dell'epoca, in qualche modo considerato una persona molto aperta. Quel professor Antonini ha costruito, ha convinto in qualche modo l'amministrazione a procedere, ha seguito il progetto secondo il criterio dell'ospedale a padiglione di Seminario. E in questo suo, poi, qui vi richiamerò qualche passo, Vita del manicomio moderno, dice questa è una grande novità, perché storicamente i manicomi erano costruiti in blocchi chiusi, no? Senza nessun contatto con l'esterno, tutto lasciava intendere che non c'era speranza, non c'era aria, non c'era verde, non c'era un po' di luce, tutto era in funzione della violenza, e quindi erano posti tristissimi in cui la gente poteva solo stare peggio. Noi invece vogliamo proporre una situazione aperta, che non dia la sensazione della chiusura, eccetera. Quindi, diciamo che il progetto che vedete, di questa è la mappa che c'è ancora sopra la scrivania di Dr. Bertoli, è un progetto fatto di molti padiglioni, e da una parte con una forma classica, donne e uomini, in mezzo alla direzione e poi i servizi, tutto intorno all'enorme campagna che veniva lavorata producendo reddito dagli internati, no? E in fondo l'obitorio. Questo perché i manicomi, che erano nati anche perché si costruisse la psichiatria, no? Di fatto servivano appunto per studiare le persone, e all'epoca le concezioni, dopo di due parole su questo, e anche le conoscenze erano molto limitate, per cui lo studio del corpo, dell'anatomia patologica era considerato un passaggio fondamentale. Dicendo pure, adesso non vediamo, magari in futuro capiremo, poi comunque c'erano dei motivi anche più concreti perché questo avvenisse. Quindi Antonini inizialmente viene pensato e progettato un luogo abbastanza piccolo, per 350 persone, che avrebbe dovuto essere come un villaggio, un piccolo villaggio, in cui, con l'idea che le persone potessero essere curate e poi il più possibile rimandate a casa. No? E qui però nasceva il peccato originale. No? Quindi se da un lato c'era un'utopia, cioè che i manicomi potessero essere dei luoghi di cura, di risposta ai bisogni delle persone, poi però il peccato originale più grave era questo, cioè immediatamente, non solo Antonini, ma tutti in qualche modo dicevano la nuova, naturalmente la nuova creatura, no? Funzionerà perché tutti quelli che non possono vedere subito vengono subito mandati all'espulsare. Quindi il peccato originale è: facciamo subito una divisione feroce, no?
tra chi può in qualche modo recuperarsi e chi invece non può recuperarsi. Allora dobbiamo fare un passo indietro, nel senso che quella era una cosa da perdere, no? Questo è il peccato originale dell'utopia manicomiale, no? Che poi produce delle cose andando avanti. E tutti seguono questa linea. Allora, la prima riflessione che ho fatto io per me stesso, e che ho scritto, che invito tutti a fare, è che bisogna stare attenti a non vedere il 974 del 2023. Ricordo soltanto alcune cose, che primo, il Friuli aveva una povertà assoluta e la pellagra, cioè una malattia che derivava dalla mancanza della niacina, che è una vitamina, e che colpisce le persone, c'è ancora in alcune parti del mondo, ma colpisce le persone che non mangiano abbastanza. Allora, siccome c'era una parte poverissima della popolazione, come già raccontato Poeta, e poi sviluppava questa malattia che era detta malattia del 3D, dermatiti, cioè la pelle agra, bruciata, no? Disturbi intestinali, del malassorbimento e poi la demenza. Quindi esisteva una forma di demenza, quindi di perdita delle capacità superiori provocate da questa malattia, da questa mancanza. All'inizio non si era capito bene se proprio era vero che dipendeva dalla mancanza di cibo. Ad esempio Lombroso pensava che fosse un virus, diceva non si trova, però ci sarà un virus, no? Mentre Antonini già aveva detto, beh, cominciamo a vedere, perché dopo la tassa sul macinato c'è stato un peggioramento di questa malattia. Quindi c'è un rapporto tra la politica e la malattia e quindi bisogna dare da mangiare alle persone. E quindi in Friuli era stato istituito un sistema di locande, cosiddette, per la cura maquillare, in cui la cura consisteva nel dare da mangiare alle persone che non. Ci sono ancora dei presidi di questo. E fra l'altro anche lì speculavano perché soltanto l'ovario dava dei pasti sufficienti, per cui il numero delle ricadute di ovario era molto inferiore rispetto a tutte le altre, perché lì si mangiava bene, le altre parti si mangiava un po', ma non abbastanza. Per cui la speculazione era sempre in ogni luogo. Questa cosa della pellagra era importante perché era una malattia fisica, era una organica, diciamo, che però è arrivata all'alimentare fino al 60% delle persone ricoverate a Sant'Osvaldo nelle succursali, quindi pesava enormemente. Un'altra malattia medica, organica, era la sifilide. Gli antibiotici non esistevano e quindi la malattia si diffondeva enormemente, no? E generava in una certa fase delle forme di demenza per cui le persone finivano in manicomio. La cartella numero 1 degli uomini del manicomio di Udine è proprio una persona con cosiddetta paralisi progressiva che è morta dopo un qualche periodo. Un altro problema importantissimo era la tubercolosi, che dava non tanto problemi sul piano psichico immediato, però dava problemi nella discendenza. E molto spesso, per cui c'era tutto il problema delle generazioni successive, quindi diciamo delle unioni da cui nascevano persone con problematiche mentali o di deficienza psichica. Una domanda tra bocchetto che ci faceva il professore di medicina legale, che è un terapista, diceva padre tubercolotico e madre noetica o viceversa, voi avreste consigliato l'interruzione di gravidanza, tutti gli hanno detto sì, e lui ha detto non sarebbe nato Beethoven, no? Perché intanto invece non era soltanto un problema così negativo. Un altro problema che c'era era il femminismo, perché mancava lo iodio in montagna. No? L'altro problema era quello dell'alcolismo, che anche qui dava tale eredità, eccetera. Quindi vediamo già che, se pensate che io ho cominciato a lavorare a Trieste nel 72, no? Ma il dispensario delle malattie venere seguiva ancora 5, 6, 7 mila persone con la LUE. Dobbiamo considerare che la tubercolosi e gli antibiotici che erano arrivati da poco.
quando abbiamo cominciato a lavorare a Trieste, c'era il sanatorio che era pieno, funzionava. Tant'è che si è creato una sinergia tra noi che lavoravamo per il superamento del sanatorio di Udine e i medici, i colleghi, i fisiatri, i pneumologi che lavoravano, perché ormai si cominciava a vedere la fine del sanatorio tubercolare. Ma questo per dire che la psichiatria non è fatta soltanto di fini malattie che hanno degli aspetti psicopatologici, eccetera, ma quindi era qualcosa di molto greve. Quindi io dico attenzione a criticare, a guardare con i nostri occhi quello che dicevano e quello che facevano loro. In ogni caso, in questa prima fase di idilliaca, di luna di miele del manicomio di Udine, il professor Antonini, in questa, devo dire, bellissima, che io riporto in gran parte, fa questa descrizione della vita di un manicomio moderno. L'aveva scritto, siccome la sua famiglia era originaria della Valsesia, aveva scritto per l'almanacco della Valsesia questa presentazione. Ed è, devo dire, straordinaria. Credo che oggi non esista un'indagine televisiva che si possa fare e con la profondità, l'entusiasmo, poi la ricchezza che ci ha messo Antonini in questo. E dice alcune cose che sembrano un po' folli, però fondamentalmente un grande senso di responsabilità, l'intenzione che non ci sia oppressione, repressione, regressione, no? E ci sono, descrive alcuni momenti particolari, ad esempio l'arrivo di una persona di notte, poi si può discutere, però ad esempio dice, pensate quanto lunga sia la notte invernale, quanta vigilanza, quante cure, quante precauzioni debbano esercitarsi perché un numero di oltre 400 alienati non contenuti dal mezzo meccanico e con pochi isolati in camerette non arrivano a disturbarsi e scendere dal letto, eccetera. No? Pensate che la contenzione meccanica oggi in Italia e non solo in Italia è all'oggi del giorno l'80% dei servizi di diagnosi cura l'esercita e criticare la contenzione è un problema di Stato. Tant'è che 2 anni fa il ministro Speranza ha dichiarato che il governo si sarebbe impegnato in 2 anni a abolire la contenzione. Tanti saluti di servizio segreto, se qualcuno ha visto il report di pronto soccorso di Salerno in quali condizioni. Vedete che e poi dice qui una cosa un po' che fa sorridere: i malati ordinati sotto le bianche coltri diano l'impressione di educandi e di collegiati. Questo per dire anche quanta enfasi c'era. Ma poi c'era il rapporto, e quindi ogni mattina tutti i vari ispettori si rendono al direttore, gli fanno il rapporto su quello che succede durante la notte, le cose buone, le cose positive, e dice che poi, questa enfasi, poi, dopo che noi abbiamo avuto questa, diciamo, abbiamo avuto questa informazione su come è andata la notte sulle persone, poi quando noi incontriamo queste persone, quando raggiunti i colleghi si avvicina all'alienato, sia letto malato, lavoratore nell'officina, nel campo, ci si trova avvolti da un'onda di simpatia e interessamento verso quegli infelici, o si sente tutta la dolcezza della nostra pietosa missione. No? Poi ci sono altre scene che descrive, che sono bellissime, cioè per adesso sono bellissime, no? E poi ad esempio c'è una parte con le persone che, ad esempio, fa la descrizione del lavoro nei campi, in cui c'è interessante rispetto, diciamo, delle capacità delle persone, per cui a seconda di chi è più forte e ha più capacità a fare dei lavori più importanti, altri che invece fanno dei lavori secondari, però lavorano insieme. E poi dice: un canto si eleva dal gruppo, è una villetta friulana, un dolce ricordo d'infanzia che sale come il saluto alla valle lontana, un'aspirazione alla vita, un fremito di speranza che quella gente commuove nel vedersi ritornata alla libertà
e al godimento della vita, dei campi, all'esercizio del lavoro. Cioè dice che le persone fanno meglio, riescono a lavorare, e quindi sono in questa, cominciano a vedere di poter fare. Poi giorno, negli ampi reflettori sedute sulle tavole spicchianti di marmo che danno l'aspetto di birreria di buffet, gli alienati di vari compatti stanno pranzando, nelle scodelle di bianche maioli che fumano di mezzo. Sul piatto di ciascuno la razione di manzo contornata da qualche verdura di stagione, il bicchiere di vino leggero, il tovagliolo delle posate complete, come in una casa civile. In pochi momenti il cibo sarà scomparso e poi uno farà la siesta, eccetera. Allora, a questo proposito, potrei dire, a proposito delle bianche stoviglie di ceramica, che quando sono andato a Udine nel 95 c'era il reparto maschile, un reparto maschile terribile, c'era un livello di repressione e di violenza psicologica e fisica terribile, in cui davanti a me il direttore il pranzo veniva servito su un piatto di plastica e sotto veniva messo un primo, sopra il secondo, sopra la banana e tutto buttato lì con il massimo disprezzo in un piatto di plastica. No? In questo reparto poi hanno messo anche la sciarpa delle bottiglie di veleno per tofu, sperando che qualcuno mangiasse il veleno per creare gli incidenti in modo tale da poter mandare via il direttore che era venuto per chiudere il manicomio, per dire che non erano proprio passeggiate. Ecco, poi tornando al nostro Antonini, continua a dire che l'isolamento, le celle, la contenzione devono evitarsi, ormai non hanno più senso, sono più dannose che efficaci, però qualche volta sono necessarie e comunque devono sembrare delle camerette, come delle piccole camere di albergo. Quindi con il mobilio arredate, eccetera. Allora, se possiamo andare 8, 7, 9. E qui vediamo come erano. Questa è una versione, quello che curata, che ci sono, andiamo con le scuole, eccetera. Ci sono, vedete a sinistra le porte delle celle, sopra le finestre per guardare, sotto lo spazio per passare il cibo, per la successiva. La successiva. Ancora? No, no. Un attimo. No. Questa è per dare l'idea così della dimensione e nell'intenzione di Antonini, che sarà stato, se lo scriveva, non c'è motivo di dubitare, sicuramente dopo è diventato un luogo dove le persone venivano specie nude, senza indumenti, a volte per giorni e giorni e giorni, che abbiamo testimoniato, sono non pochissime che hanno passato questo come strumento di punizione, venivano lasciati lì al freddo, sporche, appunto con il cibo passato sotto e guardate a vista. Se magari quella delle parti 10, questa è la versione probabilmente ai tempi di Antonini e Pulita, questa invece è la versione che c'è nel reparto 10 attuale, per quanto si voglia considerare è che questo è visto da fuori, vai pure avanti, sì. Una serie di inferriate tipo carcere, no? Questa si può anche pensare che sia stata. Ecco, questo è l'equivalente di quello che avete visto, però in una versione deteriorata. Vai pure avanti, sì. Ecco, vedete adesso, cioè, sicuramente, però in ogni caso, e sono state usate sicuramente, fino a un po' di anni prima che arrivasse lì, però dovevano essere usate. Quindi questo, diciamo,
lo scarto fra le buone intenzioni e quello che poi nella realtà quotidiana è cosa diventa. Un'altra cosa che è di un'attualità assoluta è che parlando di una persona che sta male, dice quello che vedete con un infermiere in permanenza a fianco del letto, ansioso e disperato poche ore prima, in una reazione subitanea a cercare di affrettare di sua mano la morte, per l'angoscia ormai intollerabile. Ecco, l'infermiera a permanenza a fianco del letto è oggi una rarità, nel senso che ci sono i minuti infermiere, no? Per cui tutto è super calcolato, sicuramente gli stipendi, le professionalità sono diverse, però fate conto che alla fine degli anni 90, se no all'inizio del 2000, una donna che aveva una lunga storia a San Cosvaldo, che non era mai stata legata al manicomio, è stata ricoverata in un ospedale intorno a Udine, non dico qua, e le operatrici della cooperativa che sono andate a trovarla l'hanno trovata legata. Non è mai stata legata, deve essere legata qui, insomma. Sono offerte di andare a fare la notte, proprio come diceva Antonini nel 1907, una persona a fianco al letto, ma sì, è stato negato il permesso perché avrebbe voluto dire rompere quella linea. E poi finisce come i saluti, grazie dicendo che bisogna credere che si può guarire insomma, dalla malattia. Speriamo che non succeda, però bisogna avere fiducia nei medici che potranno fare anche dell'insegnamento per avere delle buone. Ecco, questa è la prima parte, vita di manicomio moderno. Nel 1911 invece, cioè 1910, verifica che dopo 6 anni la popolazione è raddoppiata. E allora si chiede i motivi di questo. No? E dice, non è vero che ci siano 5 anni che sia aumentata la pazzia in provincia di Udine e che più persone sono state ricoverate in manicomio, perché la società avanzando diventa più sensibile e intollerante e quindi non vuole i materiali ingombrati, cioè le persone che disturbano, no? E quindi demanda i manicomi. In termini più moderni, almeno un po' di anni fa, si dice ancora, si diceva che il servizio crea utenza, quindi aperto il manicomio, le persone potevano andare. Poi dice, il problema è fare un profilassi. Siamo nel 1910, no? Ma fare della profilassi della pazzia, diminuire e combattere le cause che conducono all'alienazione mentale, che determinano gli arresti dello sviluppo, le aberrazioni, i ritorni atavici, eccetera, vorrebbe dire modificare il clima, il suolo, togliere la malaria, la pellagra, il cretinismo, far sì che non avvengano più rivolgimenti politici, religiosi, debellare l'alcolismo, cancellare l'eredità neuropatica, la tubercolosi, la sifilide, il reumatismo, la gota e il diabete, provvedere all'istruzione con un bilancio di 1 miliardo e abolire quello della guerra, instaurando la pace universale, costringere gli industriali a seguire il corso di genere del lavoro. Questo poi dice sì, sicuramente questa è utopia, però noi abbiamo il dovere di dire che in realtà poi fa un'analisi della provincia di Udine e distingue 3 zone. Questo è interessantissimo. Allora dice, c'è la parte della montagna, in cui l'agricoltura, il terreno è molto poco, quindi coltivare la coltivazione di quel poco di terreno che c'è non è sufficiente per vivere, e quindi c'è un'immigrazione stagionale in cui le persone migrano, vanno sempre nello stesso posto, poi perché c'erano le aziende anche solane che lavoravano soprattutto nell'impero ungarico, per cui c'è questa migrazione stagionale, le persone stanno via, poi tornano, hanno i soldi, non lavorano e quindi bevono, no? E bevono, fanno violenze, no? E hanno figli che poi sono in qualche modo con problemi che sono stili alcolisti, creano reazioni di rigeria. Poi c'è un'altra zona che è quella di fare una descrizione bellissima in qualche modo da Cividale
fino a qui, fino ad Aviano e oltre, no? La prima parte della pianura, ci sono industrie, ci sono campagne, fa una descrizione bellissima di questi luoghi, e qui però ci sono, siccome c'è lavoro, allora qui le persone, gli operai sono molto più ragionevoli di salute perché lavorano in condizioni igieniche intollerabili e indeboliscono. Secondo, hanno soldi per cui un po' bevono, un po' vanno a divertirsi, quindi prendono la sostituita, e quindi in queste aree c'è questo problema che in qualche modo il benessere facilita la diffusione delle malattie. No? Poi dice, c'è una cosa molto interessante, non si sa perché, ma nell'area di Pordenone il tasso di ricoveri a Sant'Osvaldo è infinitamente minore che di tutto il resto della provincia di Udine, come se il resto del cambiamento facesse da confine. Dice forse perché è un po' più difficile ricoverare le persone a Udine, però in ogni caso, dice a Pordenone, rispetto a tutto il resto del Friuli, c'è una miglior salute da questo punto di vista. E poi dice, c'è la terza zona, che è la bassa, cioè quella che è sotto la linea ferroviaria Udine-Pordenone, che è quella, la bassa friulana, che è quella più a rischio, perché il lavoro che ci sono ai latifondi, ci sono varie scale, varie gerarchie in chi lavora alla campagna, e le classi più basse, braccianti, eccetera, hanno così poco da mangiare, per cui poi prendono la pillara, non hanno da mangiare settimana. Quindi fa questa analisi. No? E poi conclude dicendo che bisogna naturalmente fare tutta una serie di azioni e preparata con misure di prevenzione e di igiene, con l'applicazione anche in questo campo del principio della solidarietà e della cooperazione. No? E quindi offre delle prospettive, però poi l'anno dopo va via e va a lavorare all'Impero a Milano. Allora, io vi ho già detto molte cose, insomma, e quindi salto, cioè ne se lo fermiamo alla fine perché non voglio annoiarvi anche troppo, no? Però vi lascio due cose molto pesanti, se vogliamo, no? Sul senso di questo. Allora, la riflessione che in qualche modo mi è venuta di fare è, siccome appunto poi la chiusura del manicomio di Udine è nata, diciamo, dall'esperienza varsaliana. No? Cioè io ho fatto parte di questa esperienza, ho maturato una visione, non è che i miei colleghi di Udine fossero più o meno bravi di me. Il problema è che evidentemente lavorando in un determinato contesto, avendo maturato una visione delle cose, anche sia di lettura della realtà, della capacità di cambiamento, e attraverso queste esperienze è stato possibile affrontare questo nodo, questo mostro del manicomio di Udine, che era rimasto in regione, e appunto dopo che a Trieste era stato questo grande cambiamento, il riconoscimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il lavoro partito da Gorizia, anche se poi a Gorizia c'era stata la controreazione, la controriforma, Pordenone, che aveva cercato di svilupparsi senza manicomi, e quindi Udine invece era rimasto come un bubbone gravissimo. No? Sembrava inaffrontabile, tanto che l'amministrazione regionale ha prima sollecitato i tecnici di Udine affinché sciogliessero questo nodo del manicomio, ma non c'erano riusciti, e poi ha nominato un commissario che ha chiamato il dottor Rotelli come consulente, e poi a me è arrivato questo pugno in testa, diciamo, no? E non dico a caso, nel senso che io ho accettato, non forse lei incosciente, oppure non lo so bene perché, pensavo che non ce l'avrei fatta. Anche perché poco tempo prima mio padre era ricoverato a Udine, andavo a trovarlo, e con grandi sensi di colpa, io mi sentivo un po' signorino, non hanno clienti, dicevo, mai sarei in grado di affrontare una situazione di questo tipo, anche perché nel manicomio di Udine io ho portato degli infermieri per un periodo responsabile di corsi di formazione per infermieri, e con l'accordo del direttore di Udine ti portavo a vedere il manicomio, che capissero
che cos'era il non manicomio. Invece poi un giorno in cui ho preso un pugno in faccia da un paziente e sono stato 8 ore al pronto soccorso, sono tornato e mi ha detto guarda il fratello mi ha cercato e chiedo di andare a Udine e c'è stato. Allora, avendo fatto parte dell'esperienza basaliana, Basaglia ha lavorato molto sul tema delle utopie, no? E quindi la domanda, diciamo così, la riflessione o le domande che mi sono fatte è che rapporto c'è tra l'utopia di Antonini e tutto il lavoro, diciamo, di utopia di cambiamento del manicomio. Allora, c'è un primo punto, ne dico due poi chiudo. Il primo punto è, adesso semplifico per parlare, per ragionare. Allora Antonini ha creato un'utopia costruttiva, diciamo, una specie di organismo, no? Un mostro che poi ha avuto una vita sua a sé stante. E quando l'ha creato non pensava di creare un mostro, pensava di fare un'azione. Però c'è il problema che le istituzioni totali per la missione di questo tipo, poi hanno una vita propria, tant'è che il manicomio, il progetto del manicomio di Trieste, che era abbastanza simile a quello di Udine, probabilmente l'avevamo anche un po' copiato, anche se fatto con molti più soldi, con molta più ricchezza, era messo per innanzi ormai per te decida. Questo è un verso di Dante, 10° canto del Paradiso, e che significava nella testa dell'architetto: io ti ho creato, ormai tu vivi di una vita tua. No? E questo l'istituzione totale è qualcosa che vive di una vita propria, che ha delle norme, della fantasia. E le persone sono soltanto delle pedine, diciamo, dell'ingranaggio di questo meccanismo. Ma non soltanto, ma questo tipo di ingranaggio costruisce poi una visione della realtà. Cioè come se la realtà costruita all'interno di questo mondo istituzionale fosse la realtà vera. Infatti, e questo diventa patrimonio comune del modo di sentire. Infatti, per tutti era impensabile, come dire anche per noi che siamo andati a lavorare con Basaglia, era impensabile che il manicomio potesse venire chiuso. No? Allora la domanda che io mi sono fatta, soprattutto perché poi ho approfondito, ho fatto altri studi, insomma, che forse spero presto esca qualcosa, insomma, no? Ed è l'ultimo tema di cui ho parlato con Franco Lopelli. Pochi giorni prima di Ulisse, no? Era se Basaglia, e come mai Basaglia è riuscito a maturare l'idea che fosse possibile rompere un manicomio, no? E quello di cui abbiamo parlato, su cui ci siamo interrogati, e poi io ho lavorato per un seminario, ho fatto a Firenze, insomma, su questo tema, e poi anche sviluppato ancora il pensiero, perché Basaglia è stato fra i primi fenomenologi che si erano inventati, no? Giovanissimo, è stato all'Università di Padova, probabilmente chiuso dentro l'università, io non avevo mai visto il manicomio, e ha scritto delle cose di un'attualità incredibile a 29 anni, no? Nel 53 ad esempio, sull'incomprensibilità della schizofrenia, eccetera, ma avendo come riferimento Husserl e la critica della scienza moderna, sì, e poi Jasper prima, soprattutto Husserl, e Binswanger, che è stato un grande psichiatra svizzero, che ha applicato nella realtà, diciamo, un modo nuovo, adesso è impossibile spiegare, ma in ogni caso era laddove il passaggio centrale era la cosiddetta epopea, cioè la soppressione del giudizio di ogni pregiudizio, no? Non la negazione della malattia, ma io mi pongo davanti alla realtà delle cose cercando di spogliarmi di tutto il bagaglio che io ho dentro la testa, no? E soltanto in questo modo probabilmente Basaglia, che ha fatto prima questo grande percorso di fenomenologo e poi è passato dall'oggi al domani a scontrarsi con la realtà del manicomio, no?
è riuscito a fare, a maturare questa visione, e questa cosa non solo non poteva essere, ma poteva essere cambiata. E nel 64, in un convegno a Londra, poi è diventato un lavoro scritto, ha fatto un intervento intitolato La distruzione dell'ospedale psichiatrico, che è un lavoro attualissimo, che ha delle analisi veramente attuali, e nello stesso anno ha fatto uno dei suoi ultimi scritti fenomenologici, intitolato Corpo, Sguardo, Silenzio, che è di una profondità assolutamente straordinaria, di una eccezionale. Ma quindi diciamo che il percorso, cioè diciamo l'apertura, lo sguardo per cui è stato possibile affrontare e chiudere il manicomio di Udine è passato attraverso questo, soprattutto nell'affrontare il tema della visione della realtà. No? E dico questo e poi chiudo, che è un tema centrale, nel senso che da 180 c'era da quasi 20 anni, no? E perché le persone che lavoravano a Udine non riuscivano nemmeno a concepire, a pensare che bisognasse cambiare? Loro pensavano di fare il meglio, no? E quindi avevano una visione della realtà che era, come vi dicevo prima, informata al manicomio e dal manicomio, cioè una visione istituzionale che si era riprodotta nel sentire comune. Abbiamo cercato di fare con la dottoressa Gaglio per 3 anni un lavoro di formazione, valorizzando anche l'esperienza di lavorare nel campo, non ci siamo riusciti, non se ne veniva fuori. Quindi l'idea è appunto, e qui vediamo appunto il piano anche, e ho pensato di poter far entrare dei giovani ventenni, con qualcuno guidati da qualcuno che avesse esperienza di superamento, diciamo, di manicomi e altri luoghi, è stato possibile attraverso un corsi, soprattutto grazie al dottor Leari, che era il direttore generale, per cui siamo riusciti a fare un appalto e le cooperative sociali sono entrate attraverso questo meccanismo con questa finalità, cioè persone non istituzionalizzate che avevano una visione chiara della realtà, sostenute naturalmente dalla reazione, altrimenti in una settimana sarebbero state fatte fuori tutte. E abbiamo fatto, all'inizio erano 40, abbiamo fatto un piano di attacco, trovando 4 posti più istituzionali su cui lavorare, e da lì poi è cominciata tutta l'avventura che ha portato al superamento della figura del manicomio e poi all'organizzazione di nuovi servizi, in cui la cooperazione speciale è stata naturalmente una parte fondamentale, non il tutto, no? Però è stato un lavoro di insieme molto complesso, in cui il tema era che proviamo a dimostrare nella pratica che il cambiamento della realtà è possibile, cioè che un'altra realtà è possibile. E questo ha funzionato, perché tante persone che erano inizialmente ostili, ma erano brave persone, quando vedevano che le persone che loro erano irrecuperabili, invece cominciavano a ritrovare la loro storia, la parola, pian pianino cominciavano a vivere, hanno capito che che un cambiamento era possibile. No? E allora concludo con queste parole di Basaglia, no? In una delle conferenze brasiliane, una persona che chiede al lettore dice: vede, è così importante che abbiamo dimostrato che l'impossibile diventa possibile. 10, 15, 20 anni fa era impensabile che un manicomio potesse essere distrutto. Magari i manicomi torneranno a essere chiusi, più chiusi di prima, io non lo so. Ma in modo noi abbiamo dimostrato che si può assistere una persona folle in un altro modo, e la testimonianza è fondamentale. Non credo che il fatto che un'azione riesca a generalizzarsi voglia dire che si è vinto. Il punto importante è un altro, è che ora si sa cosa si può fare. E quello che ho detto 1000 volte: noi nella nostra debolezza, in questa minoranza che siamo, non possiamo vincere, perché il potere vince sempre. Noi possiamo al massimo convincere. Nel momento in cui convinciamo, noi vinciamo, cioè determiniamo una situazione di trasformazione difficile da recuperare. Grazie.
Quindi abbiamo una mezz'ora per interventi, considerazioni. Sì, intanto che si scalda. Il lavoro che ha fatto Mario, ottima dimostrazione dell'importanza del lavoro interdisciplinare. Quando, come ha ricordato lui, sono arrivato poco a poco agli endolini, in realtà stavo leggendo endolini perché stavo facendo un lavoro sull'origine del movimento dell'anno. E un po' per teoria, la scuola francese per cui bisogna studiare il territorio, la sua geografia, la sua economia, la sua organizzazione sociale prima di questo. Un po' perché ero un operatore sociale e quindi ero immerso in queste cose. Innanzitutto mi sono trovato di fronte a un'altra operazione interessante dei servizi pordenonesi, cioè un numero del tipo Grifo, la rivista promossa per i servizi di salute mentale di Pordenone, insieme con più o meno le cooperative, insieme con le cooperative sociali citate prima e promotrici, era stato insieme a altri numeri, è stato un numero speciale insieme con l'ACAT, cioè la rete dei club di economisti di trattamento di questa azienda, ripubblicando un saggio di Antonini nel 1907 sulle politiche, che a me è stato utilissimo proprio per dimostrare, appunto, come si è detto Mario, brevemente, l'alcolismo e le sifilide sono fenomeni collegati all'immigrazione. Ci sono delle analisi di località dove Antonini dice le donne che non migrano finiscono in manicomio per la bellacca, perché rimangono qui e mangiano solo polenta. Gli uomini che migrano non hanno problemi di questo genere, ma portano a casa le altre due malattie. E già questo ti dà ti apre orizzonti sconfinati sull'analisi di cosa succede in una società. A sua volta, Antonini, queste cose non le faceva studiare, perché quelle cose, per esempio, l'analisi a fasce altimetriche dell'agricoltura friulana è proprio un risultato tipico e la zonizzazione delle scuole geografiche friulane. Giovanni, Olindo, Marinelli e via discorrendo sono tutto un elenco di personaggi importanti sul piano nazionale, perché poi sono persone che l'università si incrociano con Salvini, Battisti, tutta una serie di altri personaggi e costruiscono questa serie di modelli che portano a di evoluzione sociopolitica molto diversa. Anzi, quel pezzo lì direi è non di un geografo accademico, ma di come potrei dire, di un geografo operatore politico e sociale, cioè Don Enrico Blanchini, che fa uno studio linguistico sulle condizioni di agricoltura friulana, che è il primo che ti spiega come la vita dei contadini, eccetera. E allora lì si vede come l'utopia di 120 anni fa, quella di Antonini, studiata in contraddittorio da Mario Comendo, credo che la parola la parola più usata in questo saggio, nella cinquantina di pagine, non è psichiatria, non è salute, non è medicina, ma è utopia. Abbiamo un'utopia inserita in un ambiente positivistico, scientifico, bisogna dire eugenetico, un'utopia per cui quel manicomio si cura e nelle succursali dove ci stanno 400 persone si mettono i reietti che devono essere isolati dalla società per ripulire la società. È un'utopia per certi aspetti però persiste, indubbiamente. E poi c'è un'utopia completamente diversa, come ci ha spiegato Mario, però già questo ci dice una cosa, che non esiste un lavoro sociale sconnesso da un'analisi complessa, strutturale. Non esiste una medicina per la medicina. Esiste una risposta, da questo punto di vista, bisogna dire, lui giustamente, quando sottolinea la frase di Antonini, che dice delle cose passatissime dal punto di vista tutto, ma dice delle cose ancora oggi utopiche, cioè quando dice bisogna spendere soldi per le armi, metterli nell'istruzione, nel welfare,
Cioè è un programma politico che noi possiamo benissimo sposare adesso, anche se nessuno di noi direbbe sì, Andolini fa un altro manicomio, no? È veramente estremamente interessante questo punto di vista, questo tipo di studi, e spero che Mario appunto continui, perché Mario e anche gli altri suoi colleghi continuino a farlo. Perché anche un bisogno, si sente, anche un bisogno che sentono gli operatori più giovani. È inutile stare a raccontare la storia dell'osso, dei vari episodi, in altro ambiente sarebbe la scuola battaglia, no? Ci sono stati tanti episodi che ci hanno portato qui. Inutile raccontare tutti i veri episodi con cui si sono smantellati i manicomi. Bisogna arrivare a perché? Alla tipizzazione delle tecniche, alla costruzione di modelli che per l'amor di Dio vanno sempre messi in discussione, ma comunque anche costruiti. Perché se no l'unico modello è quello dell'università, delle scuole infermieri, eccetera, che ti riproducono un modello che è pastiglia, cultura e appena ti sei girato dietro l'angolo e di nuovo le case di un salami. Perché una cosa che dobbiamo dirci qua dentro è che nelle case di cosa c'è la convenzione, che negli ospedali, anche negli reparti di eccellenza, anche nei reparti dove veramente si scrive la medicina, quella fisica, appena finita l'eccellenza si lega. Io ho visto cose personalmente, ti aprono la testa, ti tolgono metà della roba precedente, te la richiudono, te la riaggiustano nell'arco di un mese, sì, come prima, ma nel frattempo ti legano il letto di sera finita la fase clinica. E uno dice, cioè abbiamo modernità barbarie nello stesso, siamo ancora. Quindi questo tipo di studi sono assolutamente fondamentali proprio per la complessità che ritirano fuori, che ci provoca. 1, 2, 3, abbiamo visto. Però la registrazione qua, meglio di là, qua. Sì, Massimo Comenziani, sono un psichiatra, sono collega del dottor Pesolini. Volevo innanzitutto ringraziare il dottor Novello per questa cosa e mi ha fatto venire in mente tantissimi stimoli. Anche la prima immagine, tutti i manicomi si somigliano. Io ho presente Padova, ho presente Treviso, sono tutti fatti a Treviso, come se l'assistenza fosse stata programmata in maniera uguale per tutti, no? A Padova il primo direttore è stato il professor Belmondo che aveva scritto per primo qualcosa contro le contenzioni, quindi allora probabilmente gli psichiatri erano più democratici magari di quelli che sono venuti dopo. Basaglia, come ha detto lei, era di formazione padovana, no? Una volta era clinica delle malattie nervose mentali. La neurologia a Padova ha avuto il sopravvento decisamente e lui è stato confinato, però c'era Berison nel manicomio di Padova che era un fenomenologo anche lui, Ma le domande che volevo farle io, una è questa: a un certo punto ha detto che la popolazione era raddoppiata, no? Io ho letto da qualche parte che mediamente ogni 10 anni la popolazione dell'ospedale psichiatrico raddoppiava. E quindi qualcuno ha scritto che i manicomi sono stati chiusi anche per questo, perché diventavano ingestibili per certe cose, no? E questa è una questione. Io prima di essere qua ho lavorato 11 anni a Fezze, dove c'era un manicomio della provincia di Belluno, insomma, no? Che alla fine, quando è stato chiuso, aveva 1500 persone e Fezze aveva 15.000 abitanti. Quindi era una città nella città e tantissime persone ci lavoravano dentro. Il direttore aveva problemi enormi, decideva lui di assumere tutti i maschi grandi e grossi, generalmente. Allora, lì che era Feltro, sto parlando, ma probabilmente anche Udine, era zona di guerra durante la prima guerra mondiale.
dai suoi studi, diciamo, non è risulta che tanti soldati siano alla fine stati ricoverati, i cosiddetti scemi di guerra, insomma, no? Come è stato fatto, forse anche lui, forse anche... grazie un po'. Rispondo velocemente a questo. Allora, sì, grazie per la domanda e per le domande. No? Sia il mondo all'ispezione che ha fatto che è riportata dalla Corriere NMS sul fatto che c'era uno scontro in Italia tra gli psichiatri favorevoli e contrari alla contenzione. E a fine 800, inizio 900 aveva vinto di Belmondo, diciamo, quindi favorevole all'abolizione della contenzione, anche però comunque no? Darisone, l'ho detto prima, era andato dopo, no? Nel manicomio di Padova, no? E è assolutamente vero che i manicomi a un certo punto aumentavano continuamente la popolazione e ci sono anche degli studi statistici per cui la popolazione aumentava quando c'era crisi economica, diminuiva quando l'economia andava meglio. Ma in ogni caso, tutte queste cose si sapevano già nel 1830, no, ci sono delle relazioni, siccome i manicomi sono stati inventati dopo la rivoluzione francese, ci sono delle relazioni del 1830 circa che dicevano questi posti qua sono ingestibili perché si riempiono, costano tanto, è ingestibile assistere le persone e nessuno sa più cosa fare. Ma proprio è la visione come area sbagliata. Poi, quanto al fatto dell'uso dell'ospedale psichiatrico a Udine durante la prima guerra mondiale, io ho letto anche recentemente, perché mi era interessato e mi aveva chiesto un contributo per una mostra che non ho potuto dare, siccome era troppo vicino al fronte, le persone erano state lontano da Udine. Poi c'era stata una, sembra casuale, l'esplosione di una grande polveriera che era vicino, per cui erano morte le persone, c'erano stati danni enormi. Poi c'era stata Caporetto, per cui poi la ricostruzione è impiegato molti anni, per cui per un periodo di fatto è stato fuori combattimento. Nei primi anni invece c'era tanta popolazione femminile proprio in relazione alla guerra o per le paure, per la miseria o per le violenze, perché c'è stati, soprattutto dopo Caporetto, ci sono stati i Friuli nei confronti delle donne, delle ragazze, delle bambine, episodi di violenza dei militari austriaci terribili, no? Per cui tutto questo ha portato anche a un aumento di ricoveri, no? Poi però c'è stata questa sospensione per cui poi le persone venivano smistate sia nelle espulsioni sia in altre parti d'Italia. Intanto Marti, grazie, veramente apprezzato. Credo che sia stato un grande sforzo, ma non leggerlo tutto, perché penso che noioso non sarà per niente per chi ha vissuto gli anni dell'istituzionalizzazione. E amo ricordare del Pordenone, che non in caso se Pordenone, se Triestino, poi Udinese, che a Pordenone la scelta, voglio ricordare, perché chi non ha memoria non ha futuro non sa leggere la realtà oggi, e quindi poi mi rivolgo anche a Fulvio, che rappresenta la realtà oggi dei servizi, ma se non conosciamo cosa c'era dietro non possiamo sapere cosa c'è oggi e come sarà domani per costruirlo, perché le cose cambiano. A volte tu dici si moriva o si soffriva di malattie psichiatriche si finì per la miseria, per la bellata. E adesso che queste cose qua, di che cosa si soffre, che diagnosi abbiamo e come le curiamo e come tutto sia intrecciato. Ma voglio ricordarne, perché è un libro della memoria in questo, la scelta coraggiosa del professor Schipper, quella volta di non costruire,
il manicomio a Pordenone, e anche la scelta di noi giovani operatori. Sono arrivata nel 75, credo che sia, non so se è dentro qualcuno, ma tra le più vecchie sicuro. Non voleva infermieri, voleva Franco Manzi, che è di Venezia, e Cilio Doneluzzi, che poi è andato alla CISL del Veneto, Sandra Conte, che era battitrice libera, no? Femminista, Marco Limendi, artista, e Mauro Artico. E noi eravamo i primi 5. Sapevamo qualche cosa? Nulla. Perfetti, ci diceva. Perfetti, però c'è spediti segnati a Trieste, da Basaglia, che ho conosciuto anche te e gli altri. E poi io ricordo, perché è giusto dire che abbiamo cominciato a lavorare a Udine, la famosa Antonia Michilli, grande assistente sociale, Franca Fantasei, che per anni sono venuti a Udine, e noi giovani, a cominciare un lavoro per portare a casa queste persone udinesi. Voglio dire, abbiamo sviluppato in questi 50 anni un sacco di lavoro, e mi chiedo se oggi i medici, gli psicologi e gli infermieri queste cose le sappiano, le studino, e soprattutto sappiano interpretare oggi il bisogno, non solo degli operatori, ma i politici, chiaramente, le istituzioni, a creare servizi adatti oggi per dare incontro alla sofferenza mentale che si sta diffondendo in 1000 variabili. E chiedo al CIC storico che sarebbe interessante poter fare anche una ricerca qua a Pordenone di che cosa è successo nei servizi territoriali. Evoluzioni, stagliamenti. Ricordo che la Corservis è nata a Pordenone, la Corita che è nata in Via Paolo 19, la cooperativa di sede e associazioni di salute mentale, e anche il Cinema Zero, che vi ricordava tempo fa che dentro il primo atto costitutivo c'erano alcune malattie. Dire Paolo 19 è un paziente. Voglio dire, abbiamo dato vita a molte situazioni. Sarebbe interessante vedere l'evoluzione, come sarebbe interessante vedere oggi utile come risponde ai bisogni. Grazie. Grazie a voi. La parola sociale di Costa, devo dire che io ho partecipato con Basaglia, perché con le nove il mio spirito era Basaglia, si era messo in testa che venisse a lavorare qui. Poi la Cantolina Londra mi ha salvato, diciamo, insieme, che poi ho fatto una presenza più complessa, ma non lo so. No? Sulle evoluzioni, poi devo dire che quando sono arrivato, c'è stato un rallentamento rispetto. Tanto che ho trovato 82 persone in Pordenone e c'era soltanto un sindacalista, Lampogna, che faceva fuoco e fiamme, articoli sui giornali, visite a Udine per ricordare queste 82 persone in Pordenone. E mi veniva detto, tu paghi, quindi te le tieni, così noi possiamo fare un buon servizio di salute mentale territoriale. E quindi abbiamo dovuto fare, io, tutta la regione, perché io sono, non avrei mai detto niente, tutta l'azione affinché queste persone potessero tornare alle loro case, alle loro vigili. Ma questo era un po' sull'analisi dei servizi attuali, tutto porta in una storia attuale, perché c'è la classe di riflettere oggi. Buonasera, io mi chiamo Tiziana Novello e sono una ricercatrice. Io sono entrata, ho avuto modo e la fortuna di entrare nell'archivio medico del manicomio di Udine grazie al dottor Novello, dal quale sono andata a chiedere l'autorizzazione a spiegare chi fossi, e lui mi ha, dopo una chiacchierata, mi ha dato l'autorizzazione. Questo avveniva circa quasi 10 anni fa, più o 10. E da allora, ovviamente non è il mio lavoro, non è il mio lavoro,
adesso che sono in pensione posso anche farlo diventare, ho avviato una ricerca soprattutto sulle donne. Io faccio parte della Società Italiana delle Storiche perché faccio ricerca di genere. E una delle cose che ho avuto modo di ho visionato migliaia di cartelle cliniche di donne. Visionato nel senso che studiarle per bene è una cosa complicatissima, lunghissima, richiede tempo. Ho cercato quelle che potevano, mi sembravano più interessanti. Chiaramente ne avrò dimenticate chissà quante. E adesso ci sto lavorando su queste perché vorrei fare un qualcosa di scritto. Ma a proposito di quello che diceva prima, il motivo, il centro per cui sono partita, perché le prime cartelle che trovavo, quelle degli inizi del Novecento, io non conoscevo niente di questa malattia, o meglio, conoscevo molto poco. E mi sono chiesta come mai l'80% di quelle donne che trovavo fossero psicosi pellagrose, frenosi pellagrose, cioè. E da lì ho cominciato lo studio. E a proposito delle fasce di cui parlava prima, che parla anche Antonini, in montagna sì, a pezzamenti piccoli e comunque minuscola che fa lui. In ogni caso la pellacca non c'era. Le donne in cambio rimanevano a casa e i maretti emigravano con tutta la pedemontagna. Al mare no, perché quattro pesci li trovavano. Il grosso veda nella fascia pianeggiante per grandi appezzamenti creavano sicuramente. E a proposito di quello che diceva prima riguardo all'Ovaria tra l'altro furono ricoverate le indemoniate di Gazzegni, un piccolo numero di indemoniate di Gazzegni. Ma il fatto che in alcuni succursali, manicomi, sicurezze, aveva suscitato molti dubbi negli studiosi, perché dicevano, vuol dire che ne erano malati, perché si guariva molto anche alla rosario costante crisi di Modiano Veneto. Perché? Perché mangiavano meglio. E quindi avendo una dieta più adeguata, ovviamente. Mentre a proposito degli scemi di guerra, molti scemi di guerra erano a San Daniele. E un'altra cosa che mi avvicinava anche, quando subito dopo l'inaugurazione del manicomio, i 53 campi, perché il manicomio era circondato da 53 campi, e quando evidentemente l'interesse anche era pubblico, per cui sulla parte del rifiuti erano due articoli, uno su San Daniele e uno su Udine, con un po' un'area molto paternalistica, ma questo è. Il cambio drammatico è avvenuto proprio dopo, durante il fascismo, quando anche e soprattutto con l'esordio, l'inizio delle terapie di shock. Io ho trovato una paziente che veramente dallo shock col cardiazolo allo shock con l'elettroshock, l'insulino, lo shock insulinico, cioè alla fine era coprofaga, cioè quindi ridotta in maniera era partita con una lue contata dal marito. Grazie. Bene.
Bene. Sì, il futuro, il presente, che lo gestiamo noi, non c'è dubbio. Chiaro che quanto ci ha raccontato Mario è estremamente stimolante, dico, evocativo, insomma, ha un grande valore, nel senso che ci ricorda la necessità di pensare alla nostra storia, dico, allo sviluppo di quelle che sono state le istituzioni e di quello che è l'istituzione che oggi è la salute mentale. Di qui mi pare che la cosa assolutamente di cui ci dovremmo ricordare, e che è di una manualità enorme, è che le determinanti di salute, quelli generali, sono ciò che fondano qualsiasi salute, voglio dire, non solo la salute mentale. Dunque, lui parlava della tassa sul grano, sui macinati, no? Che aveva prodotto più dell'aria perché non c'era la possibilità di acquistare. Ecco, in una versione ovviamente molto più postmoderna, potremmo dire oggi, le miserie che purtroppo stiamo vedendo, dico, che non sono soltanto di ordine economico, ma anche di ordine economico, un perfetto di dire anche culturale di altro genere, sono questioni assolutamente fondanti e che ci fanno riflettere oggi nei servizi di salute mentale. Io sono partito da studente, ci metto delle piccole cose mie, una piccola cosa mia. Sono arrivato nell'83 come studente, sono andato, Enzo Sarli mi mandò a succursale di Sacie dove c'erano ancora 20 persone e fu un'esperienza per me estremamente formativa, massacrante dal punto di vista personale perché quando uscivo la sera non mi davo ragione di come potesse esistere un uomo fatto in quel modo, insomma, no? Mentre adesso mi dilungo un attimo, non breve, poi arrivo al succo di ciò che volevo dire, ma mentre Mario stava parlando mi è venuto in testa, non me lo ricordavo come 40 anni, che in quei frangenti io avrei più o meno un anno e mezzo, forse anche un po' di più, avevo incrociato un libro, I racconti di Cielo, dove c'è un racconto che si chiama La stanza numero 6, che parla di un piccolo manicomio polacco, e parla di questo psichiatra, un po' antesignano, ma che mentre vive, diciamo così, in questo contesto che è raccontato in maniera molto malace, non c'è come molto questo punto di vista anticipa, non so come dire, le cose che magari ci ha raccontato, no? Ma poi l'esito che questo psichiatra impazzisce lui stesso e viene risucchiato e diventa paziente della stessa stanza numero 6, dico, no? Allora a quel tempo io mi chiesi, dico, no? Come faccio per resistere qui dentro? L'unico modo che porto su chiuda e sviluppiamo tutta una serie di altre esperienze. Sandra ricordava, abbiamo costruito una serie di possibilità, no, di vario genere, culturali, no, le cooperative sono state una costola in qualche modo, no? È frutto di un periodo storico di una grande creatività che poi io credo sia arrivata anche nella generazione successiva, ma oggi dico, in un momento in cui siamo in una fase di regresso, ma della sanità generale, voglio dire, non sto parlando soltanto della salute mentale, perché i pilastri della sanità pubblica sono enormemente, non so come dire, stanno franando, e di questo credo qualsiasi cittadino si deve preoccupare. Esiste una dimensione di un cratere strutturale, no, rispetto
alla questione sanità, che sarà molto difficile da sanare. La salute mentale sta lì dentro, dove voglio arrivare, dico, che degli segnali di regresso dei nostri servizi ci sono, non è soltanto una questione di risorsa, certamente anche sì, però se questi 40 anni ci sono serviti a qualcosa, è perché, io cerco di essere molto sintetico, perché molto di più, poi magari Marco potranno integrare. Esistono secondo me 4 concetti su cui non si può assolutamente, per cui non si può assolutamente desimere, dico, perché si possa parlare di salute mentale, e che sono il 9, si parlava, cui tiene molto, per cui tengo molto io, perché è vero che è diffusissimo nei luoghi più impensati, come ci diceva prima Gigi, è la possibilità dei servizi che noi abbiamo cercato in tutti i modi di portare vicino alle persone, ai quali non possiamo rinunciare in alcun modo. I centri di salute mentale devono rimanere aperti sulle 24 ore vicino alle persone. La distanza fa sì che le persone non vadano a curarsi. Questo vale sia per i pazienti della salute mentale, a maggior ragione, ma vale anche per il cardiopatico. Su questo credo che il cittadino si deve esprimere. L'altro aspetto fondamentale dal mio punto di vista è che in salute mentale, ma non solo, ci debba essere un'apertura verso la cittadinanza, verso un atteggiamento di tipo comunitario in cui le associazioni, l'utente, la sua famiglia, l'associazionismo, tutte queste istanze, dico, importanti, devono partecipare alla costruzione e al fatto, al rinnovo dei servizi. E di qua che possono cambiare le cose e ammodernarsi, no? Un po' per rispondere a quello che diceva Sandra Conno, ma come ci ammoderniamo? Come seguiamo i bisogni della persona? Li seguiamo se le persone partecipano, sono presenti nei servizi, altrimenti non andiamo da nessun'altra parte. E poi aggiungo un'altra questione che secondo me, ciao Andrea, aggiungo un'altra questione che secondo me è molto importante, che è quella che i servizi devono essere governati da dei team multiprofessionali, ed è fondamentale, dico, perché se da come la descriveva, io ho parlato, lei mi ha tolto le parole di bocca, perché è scritta. Io e Francesco Stoppa siamo andati più volte ad intervistarlo per costruire qualcosa che poi è finito sull'ipogrifo, per capire come lui ha immaginato i servizi, no? A dover resistere al fatto che gli avevano chiesto di costruire un ospedale psichiatrico dentro l'ospedale di Pordenone, e lui si oppose e aprì la via del Paoli. Dove voglio arrivare? Dico, voglio arrivare a dire che da quel modo di pensare che Spinner utilizzò, voglio degli operatori che siano assolutamente, non so come dire, abbiano una visione della problematica della salute mentale che sia bonatica, sia ingenua, sia al di fuori di qualsiasi cornice medica o di altro genere. E vediamo di costruire dei servizi, no? E in questo modo che poi siamo arrivati a ciò che oggi vediamo. E di lì il fatto che la formazione è una questione fondamentale, anche oggi che abbiamo però delle evidenze su come si trattano i pazienti, di come ci si rapporta alle famiglie, di come deve essere gestito e organizzato un servizio. Queste sono evidenze che abbiamo raccolto e di cui non ci dobbiamo dimenticare, su cui ci dobbiamo aggrappare, ed è il motivo per cui stimoli, dico, no, gli studi, i saggi, tutto ciò che ci riporta alla storia della psichiatria diventano fondamentali. Mi fermo qui, grazie.
Io sono molto più breve. E viviamo un tempo non facile, ma viene da pensare qual è il tempo facile. Se abbiamo sentito la chiusura del manicomio, no? Basaglia ha chiuso il manicomio, non credo che sia un'esperienza facile. Non è facile perché adesso Fulvio diceva delle cose, ma non è facile dire ai nostri amministratori la bontà dei centri supplementari agricoli. E infatti ci tolgono risorse, ci tolgono anche di fronte a delle evidenze. Non è facile dire, guardate che questo tipo di organizzazione è un'organizzazione che funziona per il cittadino. Però, e vado a terminare così, e quando abbiamo sentito, se manteniamo vivo quanto abbiamo sentito, perché diceva no, dei determinanti sociali della pedaggia, queste sono cose interessantissime, noi non abbiamo la pedaggia, ma la povertà. Ce l'abbiamo, la mancanza di opportunità per la gente, ce l'abbiamo e dobbiamo ripartire da lì, perché la salute mentale si preserva se teniamo in considerazione la società magari che cambia e quindi i bisogni sono altri. Però noi sappiamo benissimo che il benessere delle persone passa attraverso una società che accoglie, che permette, che stimola. Ecco, io credo che nella difficoltà generata, anche all'interno delle aziende, se noi consideriamo, teniamo a cuore ciò che abbiamo sentito, e mi verrebbe da dire, ormai si parla di sanità solo in termini di sostenibilità, ma si dovrebbe anche tenere in considerazione, uso una parola un po' strana, la compassione, cioè la possibilità di andare verso l'altro e di accompagnare nel percorso. Questo non è facile nel tempo attuale, ma è quello che siamo chiamati, secondo me, tutti operatori, cittadini, gente, direttori più sensibili a fare. E credo che sia una sfida assolutamente da cogliere e da vincere. Grazie. Io ringrazio, credo che si possa chiudere. L'unica cosa di cui devo chiedere un po' scusa, ma era inevitabile, non ho parlato di un aspetto fondamentale, che è la legge del 1964, che è stata come una spuria che è piombata su tutte le buone intenzioni che ci potevano essere, che ha creato un sistema assolutamente di prigionia e il fascismo a sua volta poi ulteriormente irrigidito. Insomma, ne faccio dei cenni nello scritto, ma stasera sarebbe stato possibile, però questa è una questione chiave. Grazie ancora. Allora, e se non avete già fatto, il volete il saggio di Mario, segnatevi. All'uscita. Non andrà mai bene. Ma c'è quando negli anni 70